caro saluto a tutti voi. Come sempre alcune notizie che trovano posto nel numero di domenica 8 maggio della Vita del Popolo. Il primo piano è dedicato al tema dell'acqua che è d'attualità in queste settimane, anche perché ci sarà a giugno un referendum sul quale appunto i cittadini si esprimeranno riguardo alla privatizzazione di alcuni servizi e quindi sul fatto che l'acqua rimanga un bene pubblico, e su questo ci sono alcuni approfondimenti e anche alcune prese di posizione a livello di episcopato. Abbiamo poi spazio per la beatificazione di Giovanni Paolo II e naturalmente anche per la visita di Benedetto XVI nella nostra regione, e a livello ecclesiale anche un simpatico servizio su Don Armando Dorighetto, il parroco di Caposile, il parroco più anziano d'Italia, che batte un altro primato e compie il 9 maggio 100 anni. Si parla naturalmente anche di cronaca locale, in particolare nella pagina Paese e Città dedicheremo molto spazio all'iniziativa del Festival Città Imprese, un'iniziativa diffusa nella quale si riflette sul futuro della nostra regione sotto vari punti di vista, con ospiti d'eccezione. Si sta tenendo in questi giorni, e parleremo in particolare degli incontri che si sono tenuti nella Pedemontana Trevigiana, a Castelfranco e nel Padovano. E per questa settimana è tutto, la linea di nuovo allo studio.